Eccoci qua cari amici, oggi domenica 26 ottobre, sono ancora qua nelle zone di Padova, parcheggi esterni Fiera, e guardate qua ragazzi che bello sarebbe trovare nel quotidiano, anche da uno scenario così, vi faccio vedere così cosa si può andare a trovare appunto da questi parcheggi, da questi plasticoni. Eccolo qua, dimmi che non ci sta bene, eccola qua, cosa dici Zo? Salve a tutti ragazzi, guardate questa Giulia Super 1600 l'abbiamo trovata per caso passando qui fra queste strade, parcheggiata tranquillamente qui lungo la via. Ecco, bellissima, ci ha colpito, bellissimo modello, è un'auto che ha il suo bel vissuto ma comunque ottimamente mantenuta, con questi cerchi a raggiera sempre Alfa Romeo, e per il resto ci sembra abbastanza tutta originale. Poi gli esperti ci diranno: guarda Max, guarda qui e guardate amici alfisti che cosa appunto ci è capitato di vedere, ottimamente conservata. Eccoci qua cari amici, esatto, una bella Giulia bianca conservata, c'ha qualche ammaccatura così piccola ammaccatura ripresa, nell'estetico, però nulla di che, c'ha qualche, chiaramente qua si vede qualche bolla di ruggine o qualche sfioritura, però insomma ripeto, magari trovare sempre queste auto così appena scendi fuori di casa in qualche parcheggio. Eccola qua, insomma, io ve la faccio vedere, facciamo onore al proprietario anche che la utilizza. Sì, ecco, certo. Perché a me piace comunque trovare queste auto, dare onore anche a questi sconosciuti che hanno lasciato la macchina e un giorno dicono: ma guarda, ha ripreso la mia macchina. Noi siamo qua appunto per valorizzare queste auto qua. Guarda qua Gio, apri qua che l'abbiamo pure trovata anche aperta, per cui facciamo solo onore al proprietario, ecco, insomma, di questa bella Giulia, ecco. Guardate qua cari amici appassionati di auto vintage, saluto tutti gli amici che amano le Giulie, come il nostro amico Alessio Nenci, lo stesso Alessio Rocca, Enrico Varini e tantissime persone come Max oppure Alessio di Pisa, ecco, insomma. Il sedile è un po' così tagliuzzato, ma insomma ragazzi, insomma, volantino di legno è il tutto, cioè bellissima, bellissima, va bene lo stesso, ottimamente conservata, buono, va bene. Io non sono qua che sicuramente guarderei il pelo nell'uovo, quello che conta è che sia vecchia l'auto, poi una Giulia ha sempre il suo fascino. E niente, insomma, ecco qua, abbiamo reso onore qua al proprietario di questa Giulia targata a Roma, eccolo qua, bella. E questo appunto all'esterno dei parcheggi di Padova, guardate lì la Gio. Ciao ragazzi, cosa dici? Ci è piaciuta? Ti è piaciuta? Sì, moltissimo. Ecco qua, spettacolo. Ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti. A presto. Guardate qua, piaceva appunto sotto il bar, chiuso. Ci troviamo laggiù. Ciao a tutti.